Non finiscono mai le sorprese, stavolta ancora un altro asteroide potrebbe colpire il nostro pianeta il mese prossimo ed esattamente il 10 agosto intorno alle 7:20 di mattina, quindi anche l'orario sappiamo, quindi secondo alcune fonti l'asteroide 2006 QQ23 dovrebbe passare a una distanza di circa 0,04977 unità astronomiche, che in termini astronomici è molto pericoloso, significa che se la sua orbita riesce a intersecarsi con quella nostra, può colpire il nostro bel pianeta. Il problema è che è stato stimato che è dai 250 metri ai 570 metri, il che lo rende molto pericoloso. Diciamo è più grande rispetto della meteora che si verificò agli Urali in Russia nel 2013, quindi una cosa così grande non sarebbe una buona cosa sicuramente. Il caso di preoccuparci? Probabilmente no, anche possono, diciamo, frantumarsi. Però se questo coso colpisce la Terra, ragazzi, i danni, qualcuno dice ma ci saranno danni? Sì, sì, distruggerà tutti i satelliti, tsunami e terremoti, quindi quasi nulla di particolare in poche parole, figurati. Quindi è meglio che se questo coso non tocca proprio la Terra, quindi il problema, come sempre, ragazzi, è che siccome si avvicina molto alla Terra, può essere attirato dal nostro campo gravitazionale e quello è il problema. E poi questo qua, a differenza di altri, invece, sta pure nella nostra orbita. Significa che, siccome loro hanno un ciclo, no? Facciamo conto che è un cerchio rotondo e quindi significa che questi due cerchi, quando passano vicini, stanno molto vicini, quindi c'è il pericolo che arrivando da destra e arrivando dall'altra sinistra, arrivando vicino ai due cerchi, si tocchino e ciao ragazzi. Questa è in effetti la orbita. Invece quando si avvicina, questo invece tutte e due va molto vicino all'atmosfera, diciamo, terrestre e in più sta sulla rotta di collisione dell'orbita, quindi questo è doppiamente più pericoloso. Perché? A parte che può essere attirato dal campo gravitazionale e poi, lo so, purtroppo sono notizie che escono subito così, quindi io le faccio subito in anteprima, quindi l'avresti letto sicuramente fra non poco, diciamo 1 o 2 ore, diciamo l'ho detta per prima io più o meno, diciamo per modo di dire, però ci sta questo pericolo, quindi non tutti ragazzi, quindi partiamo che se cade sto coso stiamo quasi fritti, non dico tutti, ma quasi tutti, quindi perché hanno stimato 250-570 metri. Immaginiamo che 570 metri è un grattacielo in poche parole, anzi è molto più grande secondo me. Lo so Rosa, però purtroppo sono reali, non è che sono, sa, di fantascienza oppure sono fatti, sa, di fantasmi, sa che uno può credere o non credere. Qua ci sta il problema e quindi la notizia è reale. Cioè possiamo dire anche, che ne so, le streghe di Salem, però ci sta sempre il dubbio, sono esistite, ci stavano, invece questo è reale, quindi anche se è brutta è una notizia vera, questo è il problema. Quando diciamo il famoso pianeta Nibiru, sì, però non esiste per il momento, nessuno lo ha visto e quindi è un'ipotesi. Invece questo qua è una certezza che è diverso, cioè passerà vicino alla Terra, non si sa che succede, quindi speriamo, come dice tu, che si sbagliano, quindi è questo il problema. Giustamente loro stanno sempre con una mano così, un piede avanti e un piede indietro, non si sbilanciano mai né avanti né indietro, perché giustamente è anche normale, perché se dicono qualcosa sbagliano, se dicono qualcosa in meno sbagliano, loro cercano di stare in equilibrio, come dico io. Vabbè, la meglio cosa ragazzi è che non arriva niente, quindi partiamo da questo. Quindi speriamo che non devo fare nessun aggiornamento, anche perché se farò un aggiornamento, secondo me le cose non stanno andando bene.
quindi è meglio se non sentite più sta steroide. Ragazzi, buon appetito a tutti, oggi fa caldo, Francia quasi muore, doppio ventilatore e speriamo, Giova, che gli alieni se la vogliono loro. Ragazzi, a me lo può portare gli alieni, lo possono portare chiunque, basta che non arriva sulla Terra, quindi diciamo che ci sta un asteroide in arrivo per il 10 d'agosto alle 7:23, quindi ti hanno dato anche l'aria, hanno dato. Però non è detto, quando si parla solo di ipotesi, non è che diciamo cadrà, è solo un'ipotesi ragazzi, quindi diciamo che 50 e 50. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti. E Franci perché io tengo io tengo 43 anni ancora. No, oggi no, la verità no, fa troppo caldo, oggi no. Oggi relax. Ciao Amelia, ciao ragazzi, ciao Avvocatella, ciao Francesca, ciao Giovanna. Ci sentiamo più tardi.